Sto parlando del nuovo dirigente sanitario, il dottor Gargiulo. Dottor Gargiulo, il nuovo dirigente sanitario è qua. Geppino! Veramente, Geppi? Geppi le va bene lo stesso? Ai posti di combattimento. Sì. Signor Elvi, parliamo di cose molto più serie, sono preoccupatissimo. Io ho saputo che il dottor Gargiulo è un tipo preciso, puntiglioso, pesante, insomma è milanese. Milanese, con quel cognome. Il dottor Gargiulo è un insigne professionista, è colto, preparato e soprattutto morigerato. Si pentirà amaramente di essere tornato a Napoli. Signore, Oh, Ma non avete sentito la signora? Abbiamo da fare. io sono il dottor Gargiulo, il nuovo direttore sanitario. Sono stato chiaro? Da oggi in poi non si muoverà foglia che il dottor Gargiulo non voglia. Cioè, fatemi capire, la responsabile dei turni è la signora Elvira, cioè l'inserviente dell'ospedale. Ma siamo pazzi! Noi ci troviamo benissimo. Io, per esempio, oggi avevo 2 anestesie. Ho lasciato i pensierini alla signora Elvira, ma ce n'ho una sola eccezionale. Certo, pensierini, cambi turni. Io vi denuncio che io non torno a Milano finché non avrò messo in riga questo ospedale. Perché io questo ospedale l'ho rivolto come un calzino. Comunque questo se ne deve tornare da dove è venuto, deve tornare al nord, perché l'ospedale è mio e lo gestisco io. Quanti soldi, Si vivacchia, dottor Micillo, Ma come mai il ticket oggi l'hanno pagato a voi e non all'ufficio ticket? perché Don Pasquale è in ferie. Ah, quindi questi soldi dopo li date a Don Pasquale? Come no, tutti quanti a Don Pasquale, Dottor Micillo in sala operatoria, urgentemente. Urgentemente, e perché? Ah, avrò un'altra volta sbagliato la dose dell'anestetica e il paziente si sarà svegliato durante l'intervento. Ma boh, che le capita? Signora Elvira, visto che siamo qui, no? Io sto sempre qua. Era per dire. No, non è per dire, io sto sempre qua, se no si fottono i posti. Pure? Certo, il mio non vedi è un posto importante. Quello della donna delle pulizie. Ma come ti permetti? A me dono delle pulizie. Mi hai visto pulire qualcosa in questo ospedale? Veramente mai? E mai mi vedrai. Guarda qua. Quanta polvere su questo bancariello. Non vogliono lavorare, Geppi, non vogliono lavorare. Elvira Antonio. Antonio, corri subito con la pezza. Signora Elvira, chi è Antonio? Antonio è la persona a cui ho subappaltato il lavoro delle pulizie in ospedale. E il dottor Gargiulo, il nuovo direttore sanitario, lo sa questo fatto? A volte mi prenderei a schiaffo quando dico queste scemità. Ecco fatto. L'abbiamo proprio cancellato il turno, va bene così? Ah, grazie, signora Elvira. Ah, il pensierino lo lascia sul bancariello. Non lo lascerò sul bancariello perché c'è il dottor Gargiulo in giro. Ho trovato un metodo più discreto. Ho messo una cassetta per le donazioni all'ingresso con un lucchetto tanto, così nessuno sospetterà. Geniale! Permesso. Scusi. Serena, mi scusi, Sì, dottor Gargiulo? ma cosa ci fa tutta questa gente qui in corridoio? Fanno la fila per l'accettazione? L'accettazione. Scusi, ma non c'è uno sportello proprio adatto giù all'ingresso? C'è, non c'è. Significa c'è, non c'è. Indovini? La signora Elvira, ma chi le dà tanta autorità ad un inserviente?
Quanto ingenuo lei, inserviente. Dottor Gargiulo, io adesso sono in cardiologia, ma dalle 10 alle 11 sono in pediatria, dalle 11 alle 12 in otorinolaringoiatria. Dopo sono tutta per lei. L'aspetto in rianimazione? Sicuramente. Signori, state facendo? Signora, state calma. Signori, sono primo, sapete? Sono nella Aspetta, guarda, stamattina. Signora Barbato, che volete? Ho fatto 2 ore di ritardo. Che saranno mai 2 ore? Voi volete anticipare le visite? E aspettate prima o aspettate dopo? Ma è capitato. Che vi conviene? Fate quello che volete, arrivederci. Signora Elvira, Mamma mia. Giuseppina, devi smettere. Ci sta il dottor Gargiulo in giro, lo sai che sto più tesa, chiaro? lo so, signora Elvira, che bella donna d'affare che siete. Come mi piacerebbe prendere il vostro posto. Devi passare sul mio cadavere. Infatti, io questo dicevo. Mica voglio prendere il vostro posto da vivo quando morite. Chi è, ciuccioettolo? Io non muoio, io sono un alieno. Che siete? Un alieno, uno che vede gli altri morire, tipo Antonio, ma non muore. Signora Elvira, vi prego, mettetemi nel testamento, per Ma favore. quando mai sono una vedova con 4 figli, mettate nel testamento. Oh, il bancariello andrà a mia figlia Lady D. Ma perché voi avete una figlia che si chiama Lady D? Certo, E come l'avete battezzata? come tutti quanti, la capra la creatura in da vasca. No, dicevi il parroco, che cosa ha detto quando l'avete detto che vostra figlia si chiamava Lady D? Ah no, il parroco sa che si chiama Assunta. Allora se proprio non mi volete dare il posto perché gliel'avete promesso a vostra figlia Lady D, a qui a 100 anni, posso fare il segretario? Niente da fare, io non muoio da qua a 100 anni. Comunque che sei venuto a fare? Non ti avevo messo a guardare della cassetta. Sono qui proprio per questo, la cassetta non c'è più. Come non c'è più? E i soldi? Neanche quelli. Oh mamma mia, e tu hai visto chi è stato? Sì. E non gli hai dato un cazzotto, un cavicinderino, una scommata di sangue? No, signora Elvira, ma siete pazzi, lo sapete che il sangue mi fa brutto effetto, io svengo. Ma quanti erano? Uno. Uno. E non ci date manco uno schiaffone? Ma che? Mi era appena fatto il manicure. Neanche come sorvegliante sei buono. Ti sei fatto soffiare la cassetta da sotto al naso, senza manco vedere chi era stato. Chi è stato sto fetente che si è preso la cassetta? Quel fetente sono io. Io ve lo volevo dire, ma non mi avete dato il tempo. Ah, siete voi il fetente. Vabbè, si faceva così per dire. Perché vi siete presi la mia cassetta della posta? Io ricevo un sacco di lettere dai fans. E il primo fan sono io, quindi il bancariello spetta a me. Ma quando non muore vai carabba, ma però. Bravo. Proprio dai carabinieri vado. Che c'entrano i carabinieri? Signora, ho saputo che lei utilizza l'ospedale per scopi personali. Io? Sì. E chi le dice queste malvagità? Qualche morigerato. Che c'entra la parola morigerato? No, c'entra sempre. Io sono 20 anni che lavoro in questo ospedale per il bene della comunità. Intascando mazzette per accorciare i tempi di normale attesa. E anche se fosse, non è per il bene della comunità. Comunque non è vero. Comunque non ha le prove. E la cassetta? E la cassetta? La cassetta? Che ti tengo a fare a te. Ma che volete da me? A me fa impressione il sangue. Qualche giorno il sangue te lo faccio uscire dal naso. No! Il naso no! È inutile che aspettate, perché questo quando sviene sul serio 2, 3, 4 ore. Inutile messa in scena. La cassetta è la prova inconfutabile di quello che succede qui dentro alle mie spalle. Signora, lei architetta, ma non abbastanza. Geppino, ma chi sei scema? Ti tengo scazzatezza elementare a essere architetto. Ma mi volesse incolpare pure la caduta del tetto dell'ortopedia? Chi lo sa? Sì, andiamo bene. Mamma mia, signora Elvira, che spavento. Ma spavento di che sangue non se n'è visto proprio. Solo il pensiero, signora Elvira. Di la verità, sei stato tu a fare la spia. Ma che dite? Io voglio entrare nel testamento facevo la spia. Allora chi è stato? Non so. Ma appena lo scopo. Gli faccio uscire il No! che esagerazione, manco l'ho nominato. Ditemi la verità.
Siete stati voi a tradirmi? No, signore B, ve lo giuriamo, non siamo stati noi. Cosa ve lo giurate? Su mia mamma! Qualcosa di più importante? È più importante della nostra mamma. Su Edinson Cavani. Oi, bravo, come capisce. Ma lei lo sa che noi non la tradiremmo mai. Mai noi. Sapete qualcosa? Noi personalmente no. Ma la sorella del cognato della cugina della suocera di nostra cugina Quella che Bele. c'ha la tabaccheria qua di fronte. E dice a tabaccare! E insomma, ha sentito parlare animatamente il dottor Gargiulo con il dottor Micillo. Il dottor Micillo. Già! Elvira Micillo, passo! Qui Micillo, il gufo non vola mai di giorno. Beh, signor Elvina, ha curiosità, ma la sala operatoria è quello in fondo a destra o quello in fondo a sinistra? Dottor Micillo, ci sono cose più importanti, correte qua subito! Agli ordini! Andiamo, signor Elvina. È il quinto interrogatorio che sto mese, ma non mi pare che state esagerando un po'. Non me ne importa, mi dovete dire cosa vi siete detti con Gargiulo davanti alla mia cassetta. Ma abbiamo chiacchierato di più del vino, poi non gli ho detto sta cassetta a che serve. Geppino, Sì. trattienilo. Sì! Ma sa da fa per forza. Sa da sta fa. È una parola, signor Elvi, questo è troppo grosso. cosa. Questi sono muscoli, bello. Non sei buona a niente, non sei. Grazie, lo sopporto solo per raggiungere il mio obiettivo. E cioè? Il testamento. Scordatelo. Scusate, qua il protagonista del giallo sono io. Ah, già. Sì. Dunque. Allora, come vi stavo No, dicendo? scusate, dottor Micillo, ma con la cosa o senza? Fate una cosa a gusto vostro, discreta. Dunque, il dottor Gargiulo mi ha visto che mettevo i soldi dentro la cassetta, no? E mi ha chiesto, ma come mai mettete i soldi là dentro? Bene, e voi? Oh, io ho detto perché è una raccolta di fondi per i poverelli. Bene, lui! Ha detto, e come mai c'è sta il nome della signora Elvira sopra? Bene, e voi? Allora ho detto perché la signora Elvira è molto buona e si occupa dei poverelli. Bene, e lui? E dunque, e lui ha detto, e come mai c'è sta il catenaccio vicino, il lucchetto? Bene, e voi? Ah no, bene, e voi la già riferisco. Ha ragione, è battuta sì. Allora, bene, e voi? Ho detto perché sapete com'è, qua l'ospedale a Napoli è pieno di mariole, è una sicurezza. No, però, dottor Micillo, non abbiamo su fatto Marione a Napoli. Lo sapete dove si rubano più macchine? A Milano. Veramente? Ah. E voi come lo sapete? È sempre quel mio cugino, sta nel ramo. Le macchine? No, le ruba. Signor Elvi, scusate, ma quel vostro cugino, quello di Milano, quello che ruba le macchine, ma mica pure a lui mettete nel testamento, ma però... Ma ti pare un momento lo testamento? No. Andiamo dal testimone. Sì. Dottor Micillo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti, che cosa è finita? A un certo punto me ne sono scappato. Ma come ve ne siete scappate? Senza ne a ne? Neu! Bravo, hai buono, ne un. Ma ne sono scappato e basta. Signor Elvi, se vi faccio una soffiata, me lo cambiate il turno di domenica? Se vale la pena, com'è? Allora, mentre che scappavo, mi sono girato per vedere se mi inseguiva. Ma chi? O direttore sanitario? Con quella panza. Insomma, mi sono girato per vedere se mi inseguiva. E l'ho visto parlare. Parlare? Parlare. Parlare? Vabbè, in questo caso la suspense è di obbligo. Ma pure una capata a mucca. Sì, è meglio parlare. Caposalo! Serena! È perché quando a capo solo teniamo, uno ci sta. In questo caso la domanda è d'obbligo. Ci vengo adesso o più tardi? Dopo. Vabbè, allora domenica sono libero? Siete libero? Siete un uomo d'onore, andate. Grazie. Che siamo? Grazie. Non dirle mai che è stato bello quella notte a noi. Sarà pure un uomo d'onore, ma è stonato. Che ci facevate insieme a Gargiulo vicino alla mia cassetta della posta? Vorrà dire cassetta del pizzo? Ah, allora siete stata voi a dirglielo. Certo che no! E perché allora lo sapeva? Forse perché vicino alla sua cassetta c'è scritto per tutti coloro che vogliono risparmiare le liste di attesa? L'avete scritto voi. Ho detto di no! E ma chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto? Non lo so. Geppino! Iscrivetevi!
Zitta! Signora Elviria, mi ero allontanato un momentino. Allora per assicurarmi che mettessero i soldi nella buca giusta. Ah. No! Cosanche no! Pisello! Pisello! Oh, poverino. Famoso cacchi suoi. Amo, visto che domani non siamo di turno, che ne dici di fare una bella cenetta solo io e te? Paghi tu? Certo! Allora sì. Signora, anche se la direzione le ha voluto concedere il beneficio del dubbio, questo non vuol dire che io la lascerò in pace. Al primo passo falso la incastrerò. E vedremo. Vedremo. Elvira Geppino, passo. Ah, ecco qual era la parola, passo. Sono state 3 ore a cervellarmi. Signore Elvira, tutto a posto, la cassetta è stata posizionata. L'hai messa dove ti ho detto io, passo. Sì, nella cappella, tra le effigie di San Gennaro e quelle della Vergine. Ma non vi sembra un po' blasfemo sto fatto? Bla che? Chi sono stesso fatte morigerato, parla difficile e non ci capimma. Ah, passo. Va bene, io l'ho fatto, a costo di mettermi contro tutti i santi. Ma il testamento? Non ti sento, è lontano, non ti sento. Passo, passaggio, passo, attraverso. Signora Livori, buongiorno, sono la signora Elvira. E allora, come vi avevo detto, la preghierina l'ha lasciata nella cappella. Mi raccomando dove vi ho detto io. Nella cappella, perché senza preghiera non si guarisce.